Amici di Bella Sicilia, si lavora con tanta allegria, con tanta passione. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Parlateci del vostro lavoro. Il nostro lavoro, siamo nella struttura del comune dove vengono realizzati i carri di carnevale in cartapesta, un lavoro che facciamo da tantissimi anni con molta passione e orgoglio e sacrificio soprattutto. Su quale carro state lavorando? Il tema scelto? Quest'anno abbiamo deciso di buttarci di più, un pochino richiamando anche il tema dello scorso anno, sull'Ape Sky, che sarebbe un po' più questo nuovo trend che si usa di ballare in alta montagna con musiche e tanto altro di divertimento. Cosa rappresenta il carnevale per voi? Per noi passione, amicizia, divertimento e tante esperienze. Collaborazione e rispetto. Qua vediamo alcuni elementi, volete illustrarci qualche dettaglio? Ma un dettaglio che va è la faccia di questo imbranato sciatore, perché quest'anno abbiamo deciso di realizzare un'opera su un mezzo, su un'icona sulla P50. Facciamo vedere qualcosa, sveliamo in questa anteprima, non tutto naturalmente perché la curiosità va lasciata, perché quel giorno tutti devono avere ci saranno lo poi stupore e la tante sorpresa. altre novità, tante sorprese che ci aspetteranno. E guardate questo viaggio di anteprima. Questa è la nostra prima, baita. è la baita dove originariamente nei paesi etnei o anche nelle Dolomiti ci sono queste baite che vengono trasformate in console, non svegliamo il resto, e poi assembleremo tutto, come ha detto Dario, su un'Ape 50 in modo che richiamiamo anche la storicità del nostro paese per le viuzze strette dove tanti anni si viaggiava con queste apette per andare in tutte le parti del paese. Quindi abbiamo un po' voluto dedicare un po' moderno, un po' al passato. Invitiamo tutti, soprattutto anche al Gran Carnevalone di sabato 21. Grande Carnevalone sabato 21 dove avremo tantissime sorprese quest'anno. Speriamo di stupirvi ancora di più con una bellissima scenografia che non possiamo svelare ovviamente cosa, Con tanti però effetti speciali. ci saranno degli effetti molto particolari che lasceremo sorpresi il pubblico. E allora lanciamo l'invito per domenica. Ma ci resta solo sperare nelle previsioni meteo, per il resto ci pensiamo noi al divertimento e non mancate. Vi aspettiamo a San Piero Patti domenica e il sabato del Carnevalone, non mancate. Grazie, a presto e al prossimo video su Bella Sicilia Onda TV.